il Dipartimento del Turismo del governo della Catalogna con il museo, eccetera, ha lavorato per creare o per fare che un sito archeologico diventi un'attrattiva turistica dove l'elemento importante è diciamo, il grande volume di turisti stranieri che apparentemente non c'entrano niente con quello che si sta raccontando o che rappresenta quello, come riescono a viaggiare per vedere l'esperienza o l'attrattiva turistica di Empúries. Yolanda, tu ets la responsable? De l'àrea de difusió o Ok. de mediació cultural. Yolanda è la responsabile di comunicazione e diffusione del Museo Archeologico di Empúries e ci racconterà i prodotti, le strutture e il sistema turistico che hanno organizzato e hanno creato. Grazie. Gracias. Ok, buenos días. Primero, dar las gracias a Josep Ejarque por invitarnos. Veo que va funcionando el PowerPoint, no sé, bueno, da igual. Por invitarnos al Sardinia Call to Action para hablar un poco de nuestra experiencia en el yacimiento de Empúries. Empúries es, os sitúo, ¿no? Josep ya os ha puesto un poco en situación, pero Empúries se encuentra en el noreste peninsular, en la región de Cataluña, frente al mar, en la región turística de la Costa Brava, en Girona, al sur de la Bahía de Rosas. Es una zona que, por ejemplo, el año pasado, en datos de visitantes, recibió 7,8 millones de turistas. O sea que es una región potente a nivel turístico. Evidentemente, lo que atrae de la zona es el turismo de... Un momento. Perdón, excusa. El PowerPoint va pasando, ¿puedo pararlo? Ok, puedo poner stop y moverlo, pero en pantalla completa, pero yo moverlo? Sì, lo schermo completo, no. Però posso muoverlo? Ok, va bien, mejor. Sí, gracias. Perdón. Scusate, entonces es una zona turística que en datos del año pasado recibió 7,8 millones de da turistas. 7-8 milioni di turisti. Es una zona donde la gente viene, sobre todo, se conoce sobre todo también por turismo de mar y de sol. Pero ya hace muchos años que el sector turístico trabaja para profesionalizar y sobre todo para dar otro tipo de servicios, otro tipo de actividades para realizar en la zona. Y por ejemplo, la institución que trabaja en la zona a nivel turístico se llama el Patronato de Turismo Girona-Costa Brava, trabaja en turismo deportivo, de MICE, de convenciones, turismo de wellness, turismo gastronómico relacionado con el vino, etc. Y también recientemente con el turismo cultural, porque evidentemente la región culturalmente è molto ricca, ci sono molti musei, siti archeologici, monumenti, molte attività, soprattutto festival di musica, di teatro. Immaginatevi, è la zona dove c'è anche il museo Dalì, abbiamo anche una zona turistica che si chiama il Triangolo Daliniano con il Museo de Figueras, la casa di Dalì di Portugal, il castello della sua moglie Gala. Questo museo attrae spesso la gente che si reca a Figueras solo per vedere, per visitare il museo. Non è il caso di Empúries, dove la gente non viene in particolare per vedere il nostro sito archeologico, però ci serve molto perché è una regione che attrae questo tipo di pubblico interessato alla cultura, all'arte, alla storia. E questa era una piccola introduzione affinché possiate conoscere il sito che è stato scoperto nel 1908, quasi 100 anni di ricerca archeologica. Bueno, el museo
Il museo ha diversi aspetti, si compone di Emporion, una città greca che è stata fondata nel secolo VI p.C., situata vicino al mare, e poi c'è la parte più alta, Emporia, che è la città romana. Quindi abbiamo una città greca e romana, questi sono aspetti diversi. Emporia è l'unico sito di epoca greca che si trova nella penisola iberica, per conoscere alcune cose, alcuni aspetti della cultura greca. In Spagna esiste solo questo sito archeologico, quindi ha un elevato valore. Quindi i romani hanno iniziato la romanizzazione della penisola in Empurias, e quindi sono arrivati nella parte colonizzata dai greci, si sono installati con un accampamento militare, hanno iniziato la colonizzazione della penisola e lì hanno installato una città che è durata per diversi secoli. Gli obiettivi di questo sito sono multipli, evidentemente ci sono due rami molto chiari. Il primo è la ricerca, la conservazione, la ricerca dal punto di vista archeologico, che è iniziata nel 1908 e continua negli anni cercando di portare alla luce nuovi aspetti. Pensate che la città greca è stata scavata per il 90%, ma la città romana, gli scavi sono andati avanti solo per un 20%, per cui ancora c'è molto lavoro da fare, ci sono molti scavi da fare, e questo per quanto riguarda la ricerca archeologica. Però ci sono altri motivi che hanno a che fare con la gente che ci visita, perché siamo in un sito che ha valore archeologico, ma il nostro dovere è divulgare, fare conoscere. Per divulgare, per far conoscere al pubblico i nostri obiettivi sono diversi, sono molteplici. Le nostre attività, le nostre azioni sono molteplici. Per esempio, uno degli obiettivi basilari è valorizzare l'insieme dei siti archeologici. Quello che abbiamo spiegato a Empurias 20 anni fa non ha più a che fare con quello che possiamo spiegare adesso, perché abbiamo conoscenze in più, possiamo spiegare di più delle origini romane, di come si articolara. Per ogni nuova scoperta degli archeologi noi introduciamo nuove spiegazioni, raccontiamo ai nostri visitatori tutte le nuove scoperte. Poi ci sono delle abitudini sociali che vogliamo che la gente, dei romani, che vogliamo che la gente conosca. È molto difficile fare queste divulgazioni. A volte ci sono anche il fatto che ci siano tanti visitatori, ci sono dei punti sfavorevoli per gli archeologi che fanno gli scavi, però abbiamo dei punti a favore, cioè cercare, perché siamo stimolati, vogliamo che non solo vedano delle pietre, ma che scoprano qualcosa di più rispetto a queste culture. Quindi ci concentriamo sulla rivitalizzazione del prodotto turistico, lavoriamo come partner del Patronato della Cultura di Costa Brava, che sono gli esperti che si concentrano sugli aspetti culturali della regione e ci chiedono questi prodotti turistici. Noi non eravamo abituati a lavorare con questi prodotti turistici, ma cerchiamo di farlo con l'aiuto di altri settori della regione, per esempio gente che si dedica, che ha delle attività commerciali, prodotti enogastronomici, quindi cerchiamo di trovare dei punti che ci possono servire per creare dei prodotti, delle esperienze, per lavorare con altri settori della regione che ci sono cose che magari non hanno a che fare con il sito archeologico, però con i quali si può lavorare insieme. Cerchiamo di introdurre altri aspetti nella nostra proposta. È importante anche migliorare l'esperienza della visita. Abbiamo risorse di interpretazione per aiutare la gente a capire che cos'è il sito archeologico, come funzionava la vita in questi posti, che ci sono angoli interessanti, come
come si viveva allora nell'antichità, ai tempi degli antichi greci, degli antichi romani, come viveva questa gente nelle città di queste strade. Tre tips che noi teniamo presente nel momento in cui creiamo i contenuti, creiamo le attività. Uno molto importante che forse vi sembrerà molto ovvio, che dobbiamo comunque tenerlo presente. Conoscere i nostri visitatori è una chiave per una valida pianificazione del programma, del nostro prodotto. Praticamente all'inizio il sito si è organizzato, c'erano dei sondaggi, dei questionari attraverso i quali si chiedeva alla gente da dove venivano, che interessi avevano, che interessi culturali avevano, perché ci vengono a visitare, qual è il livello culturale, quindi vengono da soli, in famiglia, con un gruppo di amici, che cosa pensano di trovare nel sito, e quando se ne vanno chiediamo: vi è piaciuta la vostra visita? Che cosa aggiungereste? Che cosa togliereste? A volte è duro leggere alcuni commenti perché alcuni sono sorprendenti, ma è sempre interessante conoscere l'opinione dei nostri visitatori. È una cosa che abbiamo introdotto qualche anno fa. Ci sono qui, vediamo all'inizio, vedete, abbiamo messo queste tre facce in modo che la gente ci suggerisca attraverso queste espressioni il valore dell'esperienza che hanno avuto e che cosa possiamo fare per migliorare l'esperienza della loro visita. Alcune cose si possono fare, altre cose no, cioè per esempio passare con la macchina in un sito archeologico non è possibile, però se ci chiedono un punto in cui sedersi, avere dell'acqua o avere dell'ombra, sì, queste cose si possono fare, che aggiungiamo più l'esposizione in più lingue, sì, queste cose si possono fare, dipende da quello che ci chiedono. La seconda cosa è qualcosa che ha commentato già Giuseppe Arche: bisogna avere una narrazione chiara. Che cosa vogliamo spiegare? Ci sono 1000 cose da spiegare, che questa visita, se questa visita si può fare con gli archeologi, si possono fare 3 ore nella città greca e 3 ore nella città romana, con archeologi che danno informazioni su tutta la storia, gli interventi archeologici. Noi sappiamo che questo lo possiamo offrire ai nostri visitatori, l'ha detto già anche Giuseppe. Se abbiamo gente con un livello intellettuale elevato che vuole conoscere la storia, e forse per loro non è necessario che li aiutiamo a conoscere, ma molta gente viene con le famiglie, non ha un livello culturale altissimo, vogliono conoscere il sito archeologico, però vogliono anche divertirsi, vogliono apprendere, ma in modo distensivo, ludico, con un vocabolario adatto, e questo a volte ci costa fatica, cioè farlo capire agli archeologi, perché loro usano sempre un vocabolario tecnico, parole molto un registro elevato. Anch'io sono un'archeologa, però bisogna avere chiaro chi abbiamo davanti, a chi dobbiamo spiegare che cos'è il sito archeologico, in che cosa consiste. E l'ultima cosa, l'ultimo consiglio importante, che attualmente i visitatori dei musei vogliono vivere esperienza, che colleghi, connetta all'esperienza, bisogna condividere esperienze, quindi bisogna motivarli, bisogna cercare risorse per fare conoscere il sito, per valorizzarlo, perché c'è molta concorrenza, quindi bisogna essere accattivanti, bisogna offrire qualcosa che non tutti offrono.
A livello di programmazione, di risorse, ci sono molte risorse, la programmazione di Empurias è molto ampia, molto varia, c'è programmazione che riguarda tutto l'anno, tutti i fine settimana si hanno visite, soprattutto in alta stagione, durante l'estate, quando abbiamo il picco dei visitatori. Ogni giorno ci sono attività di mattina, di pomeriggio, di notte, abbiamo concerti di musica, facciamo presentazioni di libri, recitazioni letterarie di letteratura greca e latina, visite con gli archeologi, visite più tecniche con i responsabili dell'area di restauro o con scienziati che lavorano nel paleoambiente. Abbiamo molti livelli, visite più tecniche per un pubblico più specializzato, ma anche visite per persone a cui interessano più cose. Quindi una programmazione diversificata, perché il nostro pubblico è prevalentemente di tipo familiare, gente che visita la zona, che viene con i figli, che sta nei campings, quindi cerchiamo di organizzare attività per famiglie che possono venire ai siti con i figli, perché è triste vedere i bambini molto annoiati con i padri che sono interessati e che però non sanno che cosa fare per i loro figli, quindi vogliamo creare attività che siano interessanti sia per i genitori che per i figli, quindi cerchiamo per esempio qualcosa di molto interessante con cui abbiamo implementato l'organizzazione del nostro sito sono le audioguide. Sono audioguide differenti per adulti e per bambini che spiegano la storia del sito, tutti gli angoli più interessanti, cosa si faceva in questi luoghi, e in parte è teatralizzata, ci sono personaggi che fanno uno spettacolo, cioè per far capire, c'è una signora che mostra per esempio il dio greco della medicina, che parla oppure un dio romano che parla dell'esperienza di trovarsi in un foro, che in epoca romana era un luogo dove c'era sempre gente, dove è una zona viva della città dove si tenevano le conversazioni. Quando abbiamo fatto l'audioguida abbiamo fatto insieme l'area archeologica e l'area di educazione e di diffusione del museo, e ognuna ha spiegato ciò che voleva trasmettere ai visitatori. Non abbiamo inventato niente, tutto è molto rigoroso, cerchiamo di divulgare ciò che sappiamo del luogo, però cercando di vitalizzare un po' questo, cioè cerchiamo di far capire qual era la vita della città, e questo è il nostro obiettivo, cioè le risorse che abbiamo trovato è stato questo, introdurre questo elemento. Abbiamo introdotto antichi personaggi, la spiegazione è stata teatralizzata in maniera ironica, per esempio, in modo che ci sia un collegamento tra il passato e il presente. Abbiamo queste autoguide in 7 lingue, lo amplieremo ancora, funziona molto bene, e l'abbiamo fatto affinché la gente possa capire che cos'è Empurias, altrimenti vede solo pietre, strade. E quindi le audioguide sono un elemento basilare per far capire che cos'è il sito. Un altro elemento che è il pilastro quasi il pilastro, cioè le visite romane. Sono iniziate circa 20 anni fa, sono passati molti anni, è una risorsa che abbiamo mutuato dall'Inghilterra, un nostro direttore di Empurias si è formato lì. L'English Heritage utilizzava le visite romane per cercare di attrarre i visitatori. Nella penisola iberica Empurias è stato pioniere, ha anche innescato molte polemiche, perché
ci dicevano che si stava banalizzando il tutto, però noi abbiamo detto dobbiamo provarlo, se ci sbagliamo poi non succede niente, lasciamo la programmazione l'anno successivo, ma proviamolo, vediamo se riusciamo ad attrarre una mentalità con un pubblico che ha una mentalità più latina, vediamo. L'abbiamo provato, da 20 anni dopo le visite romane sono ancora quasi l'attività basilare della nostra programmazione. La facciamo tutti i fine settimana, in catalano, in castigliano, tutti i sabati e domenica. Abbiamo introdotto anche il francese perché è il nostro pubblico più vasto, perché siamo vicino al confine con la Francia e abbiamo i visitatori più numerosi che vengono dalla Catalogna, che parlano catalano. Il nostro secondo pubblico visitatore più grande è il pubblico francese, quindi organizziamo molte attività in questa lingua. In che cosa consiste? Un personaggio, un uomo, una donna, ogni giorno ha un personaggio interiorizzato con un nome diverso, con una storia diversa, però alla fine spiegano Empúries in prima persona. È un abitante antico della città del secolo I che spiega come vivevano i greci, come viveva la città che aveva colonizzato questa zona vicino al mare. Sono visite molto attive che si può interagire con i visitatori perché si parla loro direttamente. Sono molto adatte a visite di famiglia che hanno i bambini. È un modo per fare delle visite con contenuti rigorosi ma anche in maniera ludica. C'erano dei nell'anno scorso 5.000 persone hanno fatto le visite romane, hanno partecipato alle visite romane, quindi è qualcosa che funziona molto bene per noi e continueremo a farlo. Evidentemente potremo cercare altri personaggi, però credetemi, attualmente nel mio paese, solo la regione di Chirona, ogni monumento, ogni museo e ogni sito archeologico ha perlomeno una visita teatralizzata con una figura, un personaggio reale o inventato. Ci si basa sui fatti storici, ovviamente. Attraverso questo personaggio, questa persona, si spiega il monumento, il sito archeologico, il museo o solo una parte. Si cerca di spiegare in maniera concreta. È il risorso più utilizzato attualmente nella regione dove lavoro. C'è una variante che ha molto successo, sono le visite che si fanno al tramonto quando d'estate c'è molto caldo, offrire alla gente una visita a mezzogiorno è ancora molto difficile, quindi cosa facciamo? Quando chiudiamo il sito riceviamo dei gruppi e organizziamo un itinerario per il sito archeologico, però con prospettive diverse. L'obiettivo non è spiegare la storia di Empúries, gli angoli, eccetera, ma spiegare la storia. Sì, si spiega qualcosa sul sito archeologico, ma non è una visita mirata a conoscere a fondo Empúries, è un'esperienza diversa, avere quasi come un'opera teatrale, ci sono diverse varianti, di solito c'è più di una guida, attori di solito vogliono essere se stessi che raccontano la storia, o di solito c'è una guida che non è vestito da romano ma una guida moderna che fa delle citazioni e marca il contesto, spiega il contesto, ci troviamo nel secolo prima di secolo, in questo momento Roma viveva così, quindi si contestualizza la storia e poi quando appaiono i personaggi che raccontano attraverso la storia, la storia attraverso i drammi, spieghiamo cose concrete attraverso i giochi dei gladiatori, per esempio l'altro anno spieghiamo cose relazionate con il sport o situazione delle donne nei tempi romani, cerchiamo delle tematiche tangibili che però ci servono per spiegare
non solo il sito, ma in modo che vivano in maniera attraverso il teatro la vita di questi posti. Sono dinamiche molto partecipative ovviamente questi attori sono autorizzati dagli archeologi, devono ovviamente convalidare l'operato delle guide perché non siano delle cose comunque superficiali e stupide, devono essere comunque dei racconti rigorosi e fedeli. Poi abbiamo due cose importanti. Uno è che sia al di fuori degli orari classici di visita del sito e poi che si fa durante il tramonto. È un'esperienza veramente meravigliosa da vivere, non si può spiegare. Le persone hanno poi quest'immagine, quest'idea in cui il gruppo vive una cosa esclusiva in compagnia di questi personaggi che gli spiegano la storia. È un'esperienza che poi dopo la gente ricorda. Sono stata in Ampurias al tramonto, è un posto meraviglioso per il tramonto. E il secondo valore aggiunto, il plus, è quando alla fine della visita offriamo a tutti un aperitivo, ci si può sedere, si possono sedere, parlare con le guide, fare delle domande, interagire con le guide. Quindi è un modo per sentire l'esperienza più tua, è un'esperienza più personale, quindi che ti dà l'impressione di aver avuto una relazione diretta, un contatto diretto. Come ultima cosa, una risorsa che abbiamo iniziato a usare da circa 2 anni sono le risorse virtuali. Tutto è iniziato con la rimodellazione di questo spazio che vedete sotto, una galleria più buia con un personaggio che è proiettato nella parete, nel portico della Domus del mosaico, che mai era stato aperto al pubblico, era un'immagine di archeologia e non l'avevamo mai aperto al pubblico. Inizia ad avere però problemi per le strutture, quindi avevano bisogno c'era bisogno di restauro perché il tetto cominciava a venire giù, a cadere pezzi dal tetto. Io ho fatto parte del restauro e ho iniziato a pensare: ma come spieghiamo questo alle persone? Sì, questo era un portico del tale secolo. Poi ho detto: no, facciamo un'altra cosa, utilizziamo la tecnologia della ricostruzione virtuale affinché possano vedere come era questo portico. Proiettiamo nella parete un personaggio che vive nella casa e si può seguire la storia in maniera virtuale. Alla fine del portico c'è un'immagine virtuale e lì si alzano tutti i volumi della casa, quindi i giardini, tutte le stanze con i mosaici, tutti i volumi salgono su geometricamente. Non c'è bisogno di spiegare: alla destra si può vedere questo, alla sinistra questo. No, perché si vede. È un percorso brutale per la scuola, ma anche per il resto del pubblico che non è pubblico scolastico. A partire da questo, quando abbiamo visto che la gente davvero viveva questa esperienza, cioè l'apertura, questo portico con la riproduzione tridimensionale ha creato molte aspettative. A un certo punto questo ci ha fatto capire che era un sito, un modo innovativo per spiegare un sito, e quando abbiamo visto che le persone erano motivate abbiamo iniziato a lavorare sempre di più con il virtuale. C'è un progetto che stiamo elaborando in fase ancora embrionale. Abbiamo iniziato a lavorare con la parte che vedete sopra del foro, quindi la gente inizia adesso delle visite con la guida, la guida che spiega che cos'è Ampurias nell'introduzione di Benvenuto. Poi si va al portico giù per vedere la Domus e poi si espone e si contestualizza la storia, come vedete nell'immagine, quando si può
avere un'esperienza a 360 gradi, quindi si riesce a trasferire la gente, a trasportare la gente direttamente a vivere la città romana come si viveva all'epoca. È un'esperienza incredibile, lo dico sempre, quando mi dicono ti piacerebbe viaggiare nel passato, a volte quando stiamo facendo gli scavi, siamo lì a fare gli scavi e noi diciamo oh, se magari potessi avere com'era nell'antichità. Questo vogliamo fare, mostrare alla gente com'era il foro nell'epoca romana, in un'epoca molto concreta. Che cosa spieghiamo? Spieghiamo in che secolo succedeva tutto questo. Quindi abbiamo deciso che avremmo fatto questo, abbiamo ricostruito il foro e la gente approfitta molto e apprezza molto queste visite. Stiamo lavorando quindi in questo senso, soprattutto il fatto che c'è il mare vicino, stiamo lavorando adesso in modo che nel 2020 la gente possa vedere il porto, perché Ampurias è stata una città molto ricca grazie al porto, è una città di mercato, una città portuale. Noi vogliamo che la gente possa vedere di nuovo com'era prima, il porto. Quindi noi adesso, anche se il porto è molto importante nella storia di Ampurias, adesso stiamo lavorando per conoscere a fondo come si articolava, com'era, e parallelamente stiamo lavorando con questo sviluppo, per lo sviluppo del progetto, affinché la gente possa vedere com'era il porto e com'erano relazioni della gente con la vita del porto. Io non posso parlare oltre, ovviamente questi sono solo dei cenni ed è solo una parte della gente che lavora in questo settore. Abbiamo dei prodotti, delle attività che funzionano bene, altri che non funzionano, ma non dobbiamo avere paura di sbagliare, dobbiamo essere molto creativi, dobbiamo innovare, avere nuovi prodotti. Adesso stiamo facendo le escape rooms che sono molto di moda. No, io adesso penso escape rooms, no, ma bisogna farlo perché la gente ce lo chiede, fare le visite con i giochi, abbiamo già le visite serie rigorose, abbiamo queste guide romane. Se la gente ci chiede di fare altro lo faremo perché continuiamo a lavorare. Sì, nell'epoca romana, greca, quello che ci chiederà il pubblico è quello che ci chiede il patronato di turismo. Quindi noi lo facciamo, innovare, essere creativi alla fine è quello che ci chiede il pubblico. Molte grazie. Gracias.